Sanità veneta, una crisi senza fine? Questa è la domanda che ha accompagnato il dibattito che ha visto relatori oggi il senatore Andrea Crisanti e la consigliera regionale del Partito Democratico Chiara Luisetto. Ma se la fine della crisi resta un'incognita a cui la regione deve dare risposta, l'inizio della crisi ha invece, secondo Crisanti, origini, cause e responsabilità molto chiare. In primis, la distanza che c'è tra la gestione e i cittadini. dunque Crisanti punta il dito sulla gestione della sanità, sulla gestione delle ULS e sui rapporti tra i direttori generali e la politica. Un problema gestionale che è il presidente di regione che nomina il direttore generale, a sua volta direttore amministrativo, sanitario e così via. Guardi, per quello che ho di esperienza mia a Padova, anche ha un'influenza sulla nomina dei dirigenti medici, operatori sanitari, quindi è evidente, non solo, ma con delle strutture ormai gigantesche che offrono servizi a 1 milione e mezzo di assistiti, è chiaro che c'è una differenza abissale a questo punto tra l'organo decisionale e le esigenze dei cittadini. Quindi praticamente vengono prese decisioni completamente distanti da quelle che sono le esigenze dei cittadini. Io penso che noi vorremmo dei dirigenti sanitari che sono nominati da rappresentanti dei medici, da rappresentanti degli operatori sanitari, da rappresentanti dei sindaci, ma più che altro da rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti. Il senatore del PD incalza e parla di direttori delle ULS che agirebbero principalmente come manager interessati a far quadrare i conti e anche sulle qualità manageriali di molti direttori generali. Crisanti è critico. Magari fossero dei manager, il problema è che sono delle persone, e uso alcune parole dette da alcuni di questi, che dicono che il loro azionista di riferimento è il presidente di regione. L'azionista di riferimento è un direttore generale, devono essere i cittadini. Noi vogliamo dei direttori generali che siano sì competenti, ma che abbiano, scusi se uso questo termine, le palle per dire di no al presidente di regione, se pensano che determinate decisioni vanno contro gli interessi dei cittadini. Il quadro di una sanità veneta in difficoltà lo completano le liste d'attesa, la carenza di medici, gli investimenti non fatti e quelli fatti male, così come la perdita di eccellenze come ad esempio i robot di ortopedia al San Bassiano o la fuga di personale specializzato. Io penso che il problema della sanità in Italia e quindi anche del Veneto sia principalmente un problema di accessibilità ed equità. Le liste d'attesa non sono altro che il sintomo di una crisi d'accessibilità, perché se un cittadino deve aspettare mesi per un'indagine diagnostica o una visita specialistica, è chiaro che questo ha un impatto sulla risoluzione del problema, ha un impatto sull'aspettativa di vita.